stata versata su di noi, una stupenda grazia versata su di noi, e per questo oggi, Signore, noi vogliamo arrenderci a Te, alla Tua presenza, Signore, che questo non sia soltanto un momento insieme, ma sia un momento di adorazione insieme ai Re dei Re. Ricevi questo culto, ricevi questo tempo insieme come Chiesa, Signore, come adorazione a Te, Gesù. Nel nome di Gesù noi Ti ringraziamo, Padre. Io ti gioco
cielo si oscurò, l'amore per me si donò su quella croce. La morte non comprese come lui riuscì a vincere su quella croce. Il sole in cielo si oscurò, l'amore per me si donò su quella croce. La morte non comprese come lui riuscì a vincere. Ma al terzo giorno l'amore si alzò, dalla morte ritornò per sempre. Siamo riuniti con le mani alzate al cielo, cantiamo alleluia. Ma al terzo giorno l'amore si alzò, dalla morte ritornò per sempre. Siamo riuniti con le mani alzate al cielo, cantiamo alleluia. Egli ha vinto la morte, resuscitò in gloria, Egli viene, ti aspettiamo. Egli ha vinto la morte, resuscitò in gloria, Egli viene, ti aspettiamo. Il sole in cielo si oscurò, l'amore per me si donò su quella croce. La morte non comprese come lui riuscì a vincere su quella croce. Ma al terzo giorno l'amore si alzò, dalla morte ritornò. Siamo riuniti con le mani alzate al cielo, cantiamo alleluia. Ma al terzo giorno l'amore si alzò per sempre. Siamo riuniti con le mani alzate al cielo, cantiamo alleluia. Egli ha vinto la morte, Egli viene, ti aspettiamo, Egli ha vinto la morte, resuscitò in gloria, Egli viene, ti aspettiamo. Maranatha,
Maranatha, ora vieni. Maranatha, ora vieni, Gesù. Egli ha vinto la morte, risuscitò in gloria, Egli viene. Ti aspettiamo, Egli ha vinto la morte, risuscitò. Egli viene, ti aspettiamo. Egli ha vinto la morte, risuscitò. Egli viene, ti aspettiamo. Egli ha vinto, Egli ha vinto, risuscitò. Egli viene, ti aspettiamo. Egli ha vinto la morte, risuscitò in gloria. Egli viene, ti aspettiamo. Egli ha vinto la morte, risuscitò. Ti aspettiamo. Quanti qua confidano nel Signore? Quanti qua confidano veramente nel Signore? Sapete, le parole che noi stiamo cantando qua sono soltanto parole, finché noi gli diamo un significato. Quando noi cantiamo con intenzione, con sentimento, è lì che noi raggiungiamo il cuore di Dio. Non sono le nostre parole, le parole che escono fuori dalla nostra bocca che raggiungono il cuore di Dio, ma è l'intenzione del nostro cuore attraverso ciò che noi cantiamo che raggiunge il cuore di Dio. E noi stiamo cantando, noi canteremo adesso, noi confidiamo in te, il nostro Salvatore, perché noi sappiamo che tu non fallirai, tu non hai mai fallito e mai fallirai. Confidiamo in colui che tutto può. Chiariamo insieme, ho una certezza. Ho una certezza. Gesù è il mio, il quarto uomo in mezzo al fuoco, lui era lì. Nato di nuovo e lavato da quel sangue che al Calvario confido, io confido in Dio, mi salvato, non falli.
Io confido in Dio, mio Salvatore, Lui non fallirà, Lui non fallirà. Io ho una certezza, Gesù è mio, il quarto uomo in mezzo al fuoco, Lui era lì, nato di nuovo e lavato sangue che al Calvario Lui diede per me. Io confido in Dio, il mio Salvatore, Lui non fallirà, Lui non fallirà. Confido in Dio, il mio Salvatore, Lui non fallirà, Lui non fallirà. No, tu non fallirai, Gesù. Ho cercato Dio, sempre Lui mi ha risposto. Ho cercato Dio, sempre Lui mi ha risposto. Ho cercato Dio, sempre Lui mi ha risposto. E io confido. Ho cercato Dio, sempre Lui mi ha risposto. Ho cercato Dio, ho cercato Dio e io confido. Ho cercato Dio e sempre Lui. Ho cercato Dio e sempre Lui. Ho cercato Dio e sempre Lui mi ha risposto. E io confido, e io confido. Ho cercato Dio e sempre Lui mi ha risposto. Ho cercato Dio e sempre Lui mi ha risposto. Ho cercato Dio e sempre Lui mi ha risposto. E io confido, e io confido in Dio, il mio Salvatore, Lui non fallirà, Lui non fallirà. Io confido in Dio, il mio Salvatore, Lui non fallirà, Lui non fallirà. Ho cercato Dio e sempre Lui mi ha risposto. Ho cercato Dio e sempre Lui mi ha risposto. Ho cercato Dio e sempre Lui. La Chiesa dichiara: ho cercato Dio e sempre Lui mi ha risposto. Ho cercato Dio e sempre Lui mi ha risposto. Ho cercato Dio e sempre
risposto e io confido in Dio, mio Salvatore, Lui non e io confido in Dio, il mio Salvatore, Lui non e io confido in Dio, mio Salvatore. E io confido in Dio. Amen. Possiamo fare un applauso a colui che è fedele, colui che è dentro della nostra fiducia, in cui riponiamo la nostra fede ora e per sempre. In questo momento celebreremo la Santa Cena del Signore. Voglio leggere con voi alcuni versetti del Vangelo di Luca, capitolo 22. Nel versetto 14 in avanti dice così: quando giunse l'ora, egli si mise a tavola e gli apostoli con lui. E Gesù disse loro: ho vivamente desiderato, ho pienamente desiderato mangiare questa Pasqua insieme a voi prima di soffrire. Poiché io vi dico che non mangerò più finché sia compiuta nel regno di Dio. Poi preso un calice, dopo aver reso grazie, disse: prendete questo e distribuitelo fra voi, perché io vi dico che da ora in poi non berrò più del frutto della vigna finché sia venuto il regno di Dio. Poi prese il pane, dopo aver reso grazie, lo spezzò e lo diede a loro, dicendo: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. E allo stesso modo, dopo aver cenato, diede loro il calice, dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue che è versato per voi. Mi piace tanto come inizia questo testo. Gesù raduna i suoi, che siamo noi, e dice: ho pienamente, ho vivamente, ho veramente desiderato celebrare quest'ultima cena insieme a voi. Questo Gesù ce lo ripete oggi a noi. Lui ha questo grande desiderio di condividere con noi questa Pasqua, ha questo grande desiderio di condividere con noi il suo sacrificio e vuole che noi ricordiamo questo, vuole che noi ricordiamo di quest'atto di amore che, come abbiamo cantato prima, l'amore per noi si donò. Quest'amore è Gesù Cristo e questo atto è l'atto d'amore più grande che qualcuno potesse fare per noi. Oggi noi, come sempre, il primo sabato del mese celebriamo la Santa Cena del Signore e vorrei che, come ogni mese, tu non prendessi questi alimenti come se fossero mero pane o mero succo d'uva. Vorrei che tu prendessi questi alimenti riuscendo a discernere, a distinguere in questi alimenti il sacrificio che Gesù ha fatto per te, il suo corpo che è stato spezzato per te e il suo sangue che è stato versato per te su quella croce.
quella croce su cui dovevamo esserci io e te, non perché dovevamo tornare indietro nel tempo e salire su quella croce, ma perché alla fine dei tempi c'era una croce eterna che ci aspettava, una morte eterna che ci aspettava. Ma Gesù quel giorno è salito su quella croce affinché noi potessimo cancellare quella morte eterna e vivere eternamente insieme a Lui. Prendi quindi questa sera questi alimenti ricordando questo gesto, questo atto di amore che Gesù ha fatto per noi, ringraziando Lui con tutto il tuo cuore, con tutto l'amore che puoi dargli, con tutta la passione che puoi dargli, perché Lui ti ha amato e ti ama veramente. Amen. Possiamo alzarci in piedi. Signore Gesù, ti ringraziamo, Signore, per questo tuo gesto che ancora una volta vogliamo ricordare per mezzo di questi alimenti. Sappiamo che è già stato pregato per il pane, per il succo dai nostri diaconi, ma ancora una volta, Signore, vogliamo pregare per questi alimenti, consacrandoli a te, benedicendoli, chiedendo, Signore, che quando entreranno nel nostro corpo possano avere veramente quell'effetto benefico che tu ci hai promesso. Che possa essere un momento di ricongiungimento con te, che possiamo sentire veramente il tuo spirito prendere vita, essere vivo, tangibile dentro di noi, che possiamo avere nella nostra mente, nella nostra memoria il sacrificio che tu hai fatto quel giorno su quella croce. Benedici, Signore, questa Chiesa attraverso questa Santa Cena. Benedici, Signore, il tuo popolo, che possa essere un popolo pienamente ricongiunto a te, per mezzo di questa Pasqua che tu hai tanto vivamente desiderato celebrare insieme a noi. Per questo ti ringraziamo, Signore, nel nome di Gesù. Amen. La morte resuscitò in gloria e lì viene. Ti aspettiamo. Egli ha vinto, la morte resuscitò.
alzate al cielo cantiamo alleluia. Ma al terzo giorno l'amore si alzò, dalla morte ritornò per sempre. Siamo riuniti con le mani alzate al cielo, cantiamo alleluia. Egli ha vinto la morte, risuscitò in gloria. Egli viene, ti aspettiamo. Egli ha vinto la morte, risuscitò in gloria. Egli viene, ti aspettiamo. Egli ha vinto la morte, risuscitò in gloria. Egli viene, ti aspettiamo. Risuscitò in gloria, egli viene, ti aspettiamo. Egli ha vinto la morte, risuscitò in gloria, egli viene, ti aspettiamo. Egli ha vinto la morte, risuscitò in gloria, egli viene, ti aspettiamo. Egli ha vinto la morte, risuscitò in gloria, egli viene, ti aspettiamo. Amen. Allora, come il nostro Signore Gesù ci ha insegnato, tutti insieme mangiamo questo pane che per noi rappresenta il corpo di Cristo. E dopo il pane, come uni in Cristo, beviamo tutti da questo calice, sangue che Gesù ha versato per noi.
confido in Dio, il mio Salvatore, Lui non fallirà, Lui non fallirà. Io confido in Dio, il mio Salvatore, Lui non fallirà, Lui non fallirà. Io confido in Dio, il mio Salvatore, Lui non fallirà, Lui non fallirà. Ho cercato Dio, sempre Lui mi ha risposto. Ho cercato Dio, sempre Lui mi ha risposto. Ho cercato Dio, sempre Lui mi ha risposto. E io confido, ho cercato Dio, sempre Lui mi ha risposto. Ho cercato Dio, sempre Lui mi ha risposto. Ho cercato Dio, sempre Lui mi ha risposto. E io confido, ho cercato Dio, e sempre Lui Mi ha risposto. ho cercato Dio, sempre Lui mi ha risposto. Ho cercato Dio, e sempre Lui mi ha risposto. E io confido in Dio, il mio Salvatore, Lui non fallirà, Lui non fallirà. Io confido in Dio, il mio Salvatore, Lui non fallirà, Lui non fallirà. Amen. Sia lodato il nome del Signore per questa santa cena, per questo momento di intimità che ancora una volta abbiamo potuto celebrare, vivere insieme a Lui. La Santa Cena non è qualcosa che bisogna celebrare una volta al mese. Sapete, noi qua in chiesa la festeggiamo, la celebriamo una volta al mese, ma voglio consigliarti, te, nella tua casa, con la tua famiglia, con i tuoi amici, quando puoi, quando senti di avere bisogno di questo momento, spezza il pane, così come Gesù ha fatto quel giorno. Versa un po' di succo e celebra la Santa Cena. È un momento unico per sentirsi veramente a contatto, in intimità con Lui. E voglio invitarti a poter vivere questo più volte durante il mese, non soltanto nel primo sabato quando ci ritroviamo qua con la Chiesa. Amen. Voglio approfittare che è qua ancora il gruppo di lode prima di proseguire con gli avvisi, con la parola, per fare un momento di decime, di offerte. Per questo ti chiedo
ancora una volta di alzarti in piedi per pregare per le nostre offerte, per pregare per le nostre decime. Tu che oggi hai sentito in cuore di offrire qualcosa in questo culto di Santa Cena alla casa del Signore per il mantenimento della sua opera, per l'avanzamento del suo regno per mezzo di questa Chiesa. In questo momento sei benvenuto a farlo con la tua offerta, con la tua decima. Ci sarà la nostra sorella Dieula là dietro che ti aiuterà con il POS, se vuoi fare un'offerta con la carta, col bancomat. Se lo ripeto sempre, non è un modo per chiedere più soldi, no? Perché magari si pensa che con la carta è perché vogliono che offriamo di più. No, è soltanto un fatto di comodità. Molte volte io mi trovo senza banconote, senza monete, vorrei portare un'offerta, non ho monete da portare, ma attraverso la carta posso portare un'offerta, non c'è bisogno che siano 10.000 euro. Se volete offrire 10.000 euro, gloria a Dio, ma quello che è nel vostro cuore è più importante dei 10.000 euro. Gesù ama un donatore gioioso. Quindi preghiamo per le nostre decime, per le nostre offerte. Signore Gesù, in questo momento portiamo a te, Signore, questa nostra forma di adorazione, di riconoscenza, che sono le nostre offerte, che sono le decime di quello che tu ci hai dato. Benedicile, Signore, consacrale a te, che possano essere una vera adorazione gradita a te, ma che, Signore, possano essere usate anche al meglio per la tua opera su questa terra, che possano essere gestite nel modo migliore affinché il tuo regno possa veramente avanzare per mezzo di questa Chiesa. Ti chiediamo, Signore, di benedire queste offerte e per mezzo di esse benedire la tua Chiesa e ogni famiglia qua rappresentata nel nome di Gesù. Amen.
Amen. Bene, possiamo accendere le luci per piacere? Voglio dare qualche avviso prima di proseguire con il momento della parola, avvisi per queste settimane e per le prossime. Il primo avviso in realtà è proprio per domani, perché domani i nostri giovani sono qua al Fusion. Tutti i giovani, adolescenti sono ben più che benvenuti a venire domani a partire dalle 2, c'è il pre-fusion, un momento di svago, di giochi, di comunione fino alle 4, poi alle 4 comincia il loro culto fusion, quindi non mancate domani giovani e adolescenti a questo appuntamento. Mercoledì abbiamo il B-Brazer degli uomini. Vabbè dai, non è come i giovani, ma ci accontentiamo. B-Brazer degli uomini, mercoledì alle 8 qua in chiesa, tutti gli uomini sono benvenuti a venire a vivere il nostro momento intorno al fuoco, intorno al braciere dello Spirito Santo. Non perdete, sempre con la nostra serie che stiamo avendo da inizio anno su il frutto dello Spirito. Sarà un momento di condivisione, di comunione, di una parola che penso possa trasformare le nostre vite. Mercoledì alle 8. Giovedì prossimo invece inizia il nostro corso Seguitemi. Abbiamo preso le iscrizioni già da diverse settimane ormai. Giovedì finalmente comincia, quindi tutti gli iscritti sapete che da questo giovedì alle 8:30 di sera avrete sempre un impegno, un appuntamento. Per chi ancora si vuole iscrivere al nostro corso ministeriale, ha tempo di farlo fino a giovedì. E infine novità assoluta, c'è già il banner, ma vabbè, B-Running, no dai, è più bello, no? B-Running, comincia un nostro progetto missionario, quello di poter portare il Vangelo attraverso la nostra attività fisica in giro per Verona. Il 16 novembre ci sarà una maratona qua a Verona. Stiamo venendo ausiliati dal nostro personal trainer Paolo, che ci sta aiutando nel superare i nostri limiti fisici e arrivare a questa maratona. Ma tu che sei intenzionato a partecipare, non ci sarà per forza la maratona, quella vera, quella da 42 km, ci sono anche altre forme di corsa, anche una aperta alle famiglie, con i bambini, ma sarà un momento soprattutto in cui andare con una maglietta della Chiesa, qualcosa che ci faccia riconoscere come cristiani, come figli di Dio, in giro per Verona a proclamare il Vangelo in questo modo. Da quando abbiamo iniziato il Dipartimento di Missioni abbiamo da subito detto che questa volta le missioni volevano essere molto intenzionali. Siamo partiti l'anno scorso con una missione di sostenere la nostra missionaria Sonia, che è in missione in giro per il mondo, di tanto in tanto parte con questi suoi viaggi missionari. Come Chiesa la stiamo sostenendo, ma non era soltanto questa la missione che volevamo fare anche delle missioni qua locali, intenzionali. Stiamo lavorando per cercare il più grande numero di aree in cui arrivare attraverso queste missioni. Questa è la prima tappa, il primo step, no? Rimanendo in tema di corsa,
che stiamo facendo come missione. Tu che hai piacere di partecipare, puoi entrare nel gruppo che abbiamo creato, gruppo WhatsApp, che viene messo il link anche su il nostro gruppo Siamo in Cristo. Se volete qualche informazione in più, parlate con la pastora Andrea o con la missionaria Sandra, leader di missioni, che vi spiegheranno tutto più nel dettaglio. Amen? Forza Chiesa, be running, andiamo a correre un po'. Paolo dice che noi dobbiamo essere preparati come dei maratoneti, dobbiamo correre la maratona, anche fare pugilato, dice. Al pugilato non ci siamo ancora arrivati, ma la maratona, eccola qua, pronta davanti a noi. Bene, dai, andiamo avanti, voglio passare al momento della parola. Preghiamo per questo. Signore Gesù, in questo momento, Signore, vogliamo ascoltare una parola che venga da te, che venga dal tuo trono di grazia, una parola che possa cambiare le nostre vite, possa riaccendere in noi un fuoco, possa avvicinarci di più a te e a vivere come tu vuoi che viviamo. Benedici, Signore, la tua Chiesa per mezzo di questa parola, e che per mezzo di questa parola la tua Chiesa possa benedire il tuo nome. Per questo noi ti preghiamo e ti ringraziamo per ciò che hai fatto, fai e farai nelle nostre vite, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Voglio chiedervi di aprire le vostre Bibbie, oppure seguite qua un versetto molto breve soltanto per introdurre la parola di oggi, Romani, capitolo 14, versetto 17. Dice così: il regno di Dio non è cibo né bevanda, ma giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Amen. È soltanto un versetto, come si dice, un testo aureo, un versetto iniziale, solo di introduzione. Non mi baserò su questo versetto per la parola, ma all'interno di questo versetto c'è ciò di cui voglio parlarvi questa sera. E questa sera, per cominciare a introdurre questo messaggio, vorrei parlarvi di quello che è il mio personaggio preferito della Bibbia, escludendo ovviamente Gesù, Dio, Spirito Santo, no? Che con loro non si può competere. Io sono una persona a cui solitamente piacciono i personaggi un po' secondari della Bibbia, no? Gli outsider, come si dice, no? Quelli un po' improbabili. Sono un fan di Apollo, sono un fan di Timoteo, sono un fan di questi personaggi, Filippo, diacono Filippo, un grande, ma il mio personaggio preferito in assoluto è il profeta Elia. Per me Elia è un grande, veramente, è un esempio di persona, è un esempio da seguire, è un esempio di uomo che ha fatto meraviglie, prodigi nel nome di Dio. E ho già detto questo, no? Io ultimamente, in questi ultimi anni, hanno fatto diversi film biblici, no? Hanno fatto un film su Mosè, hanno fatto un film su Noè, in cui si vedono questi personaggi muscolosi che combattono, no? Io Noè, fino a quando ho visto quel film lì, me lo immaginavo sempre un vecchiettino che non molto abile, no? Ma invece in questo film mi sono ricreduto. Noè è un mostro, un super uomo pieno di muscoli, no? Ma se ci fosse veramente un personaggio sul quale fare un film di questo genere, per me è il profeta Elia, perché Elia è veramente uno di azione all'interno della Bibbia, no? E lui non si limita come profeta a fare profezie. Noi vediamo Elia che profetizza, no? Nell'Antico Testamento, vediamo Elia nel primo e nel secondo libro dei Re. Elia si profetizza, Elia lo vediamo pregare, Elia lo vediamo dare giudizi contro il popolo di Israele, giudizi divini di Dio contro il popolo di Israele. Quindi si fa questa parte del profeta, ma non fa solo questo.
Vediamo a Elia fare piovere fuoco dal cielo contro i suoi nemici. Una volta dei soldati sono venuti per arrestarlo, Elia ha fatto scendere una meteorite, no, di fuoco dal cielo, bam, ha spaccato questi suoi avversari, no? Ditemi se non era uno di azione. Ma l'episodio sicuramente più bello, no? Più famoso anche della storia di Elia è quando Elia ha fatto partire una sfida tra dei. Non so se vi ricordate di questo episodio biblico, no? Sul monte Carmelo ha chiamato 450 profeti di Baal, di un'altra divinità, e ha detto: adesso facciamo una sfida tra divinità, vediamo se è più forte il vostro Dio o il mio Dio. E questa sfida sarà così: voi costruite un altare e pregate che il vostro Baal faccia piovere fuoco dal cielo per bruciare quest'altare, e dopo io farò la stessa cosa con il mio Dio. E questi 450 profeti cominciano a costruire questo altare con la legna, con la paglia, con tutto quanto, e cominciano a pregare: Baal, fai scendere il fuoco, fai scendere il fuoco, fai scendere il fuoco. E non succede niente, no? E continuano: fai scendere, dai, ti preghiamo, fai scendere il fuoco. E non succede niente. A un certo punto Elia arriva lì da loro e gli dice: dai, ma provate a gridare più forte, perché forse il vostro Dio è andato in viaggio e non vi sente, no? Era anche abbastanza sarcastico Elia. E questi qua continuano a urlare, prendono delle spade, si tagliano, si fanno segni sul corpo finché non sanguinano, per cercare di invocare il loro Baal, ma non succede niente. A un certo punto Elia dice: dai, va bene così, basta, ci avete provato, adesso lasciate che faccio io. Elia costruisce il suo altare con la legna, prende dei secchi d'acqua, bagna tutta la legna con l'acqua affinché fosse impossibile che prendesse fuoco, prega Dio e il fuoco scende sull'altare, bruciando l'altare. Il profeta Elia è stato veramente un grande, veramente un grande, e come ho detto è il mio personaggio preferito, se si può chiamare personaggio, all'interno della parola di Dio. Ma Giacomo nella sua lettera ci lascia un segreto sul profeta Elia, perché ci dice così, che Elia era un uomo come noi, sottoposto alle stesse passioni che noi siamo sottoposti, sottoposto alle stesse tentazioni a cui noi siamo sottoposti, sottoposto alle stesse afflizioni a cui noi siamo sottoposti. Elia, questo grande Elia che ha fatto queste cose pazzesche, sovrannaturali, no? Non era diverso da me e da te. Perché tante volte quando noi prendiamo esempio Gesù ha fatto questo, Gesù ha fatto questo, no? Gesù è Gesù, cioè non possiamo compararci con Gesù, no? Ma Elia non è diverso da noi. E è vero, qua Giacomo, quando scrive questo versetto, sta parlando di un contesto molto specifico, della potenza che c'è nella preghiera. Dice: Elia era una persona come noi, ma lui ha pregato affinché il cielo smettesse di piovere, e ha smesso di piovere. Poi ha pregato affinché ritornasse la pioggia, e è tornata la pioggia. Quindi Giacomo ci sta parlando di un contesto molto specifico, ovvero che la potenza della preghiera è aperta a tutti quanti noi. Perché se Elia, per mezzo della potenza della preghiera, è riuscito a fare queste cose sovrannaturali, lui che era uguale a noi, sottoposto alle nostre passioni, sottoposto alle nostre stesse tentazioni, eccetera, eccetera, anche noi possiamo vivere la stessa potenza che c'è nella preghiera, così come Elia la viveva. E questo deve essere, è solo una parentesi, non predicherò su questo come potete notare dal banner, ma è solo una parentesi. Noi dobbiamo credere e vivere veramente in questo, fratelli e sorelle, perché anche le sorelle sono comprese in questo. Noi dobbiamo vivere questo, noi dobbiamo credere che c'è potenza nella preghiera, e questa potenza è disponibile a tutti quanti noi. Non possiamo vivere una vita cristiana senza pensare che non c'è potenza dentro di noi. Dio ci ha dato lo Spirito Santo, ovvero è Egli stesso che abita in noi, e questo Spirito che abita in noi ci dà potenza per vivere e per far vivere
il sovrannaturale intorno a noi. E noi non possiamo vivere una vita piena se non viviamo questo sovrannaturale, se non viviamo questa potenza che deriva dallo Spirito Santo, se non viviamo questa potenza che deriva dalla preghiera. E questo è un discorso aperto a tutti noi. L'Apostolo Pietro in 1 Pietro 2,9 ci dice che noi siamo una stirpe eletta, siamo stati eletti da Dio, tutti quanti noi, eletti da Dio. Siamo gente santa, ovvero siamo stati separati per Dio, eletti da Dio, separati per Dio. Siamo un sacerdozio regale, ovvero siamo i sacerdoti di Dio. Veniamo da Dio, siamo per Dio e siamo di Dio, sacerdoti del Re. E questo, ripeto, vale per tutti noi. Non è che perché stiamo parlando di sacerdoti, vale soltanto per i pastori, vale soltanto per chi sale sul pulpito, vale soltanto per i leader. Non è così. Sacerdoti siamo tutti noi. Tutti noi abbiamo una chiamata sacerdotale nelle nostre vite. Dio ci ha chiamato a essere suoi sacerdoti, a tutti noi. Che tu sia pastore, che tu sia leader o che tu non lo sia, che tu sia maschio o che tu sia femmina, perché è vero, Dio ha dato un sacerdozio ai mariti sulle proprie case, ma sacerdotesse sono anche le femmine. La Bibbia ci dà esempi di donne che hanno fatto cose meravigliose, e fino a oggi, donne, sapete che avete un ministero importante. Io credo nel ministero delle donne, credo nel ministero. C'è stata qualche tempo fa è successo che stavamo, o almeno c'era questa ipotesi di unirci a una chiesa, e c'è stata fatta questa proposta, soltanto che sarebbe stato molto 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 buono per noi a livello legale, a livello giuridico. Ci sarebbero stati dati dei grandi benefit, però c'era una clausola, diciamo così, all'interno di questa proposta, che noi potevamo mantenere il nome della nostra chiesa, potevamo mantenere, diciamo, la nostra tradizione, ma dovevamo cambiare alcune dottrine per essere uguali alle dottrine di quest'altra chiesa. Mi ricordo che finché, anche se nel mio cuore già questo non poteva essere reale, non poteva succedere, mi ricordo che Dio ha fatto ciò che Dio fa, ovvero ha mandato un profeta, o meglio, ha mandato una profetessa o profeta per parlare con me. Un giorno questa persona non sapeva di niente, è una persona qua della chiesa, mi ha fermato dopo un culto e mi ha detto: non so cosa sta succedendo, ma Dio mi dice che la visione che Lui ti ha dato non si cambia, la visione che Lui ti ha dato non si può mettere in discussione, non è negoziabile. Queste sono state le parole. La visione che Lui ti ha dato per questa chiesa non è negoziabile. Che cosa dicevano queste dottrine che non potevamo negoziare? Questa chiesa è una chiesa che crede nei 5 ministeri, così come noi crediamo nei 5 ministeri: apostolo, profeta, maestro, pastore, evangelista. Ma questa chiesa crede che le donne ad esempio, una delle cose è che le donne non possono essere apostole, non possono essere pastore, non possono essere profete, non possono essere maestre, non possono essere evangeliste. E noi crediamo invece in qualcos'altro. Noi crediamo nel ministero della donna. Io sono pastore Enrico, mi conoscete come pastore Enrico. Mia moglie è pastora Andrea, non è Andrea, è pastora Andrea. E noi crediamo, la Bibbia ci insegna, che troviamo nella Bibbia apostole, troviamo nella Bibbia maestre, troviamo nella Bibbia profetesse, le prime evangeliste della storia dell'umanità. Essere evangelista significa portare il Vangelo. Cos'è il Vangelo? La buona notizia che Gesù è morto e è risorto per noi. Sapete chi è stato il primo evangelista della storia dell'umanità? Una donna. Perché appena Gesù è risorto, la prima persona che lo ha visto è stata una donna. E a questa donna Gesù ha detto: vai e racconta quello che hai visto agli apostoli. La prima evangelista è stata una donna.
Noi crediamo nel ministero delle donne, per questo ripeto, sacerdoti siamo tutti quanti noi. Tutti quanti noi abbiamo un ruolo ministeriale e tutti quanti noi dobbiamo avere la responsabilità di vivere questa potenza che Dio ha messo nelle nostre vite, così come Elia la viveva. Chiusa parentesi, ma Giacomo, quando dice queste cose, non sta soltanto sottolineando la potenza di Elia, o quantomeno la potenza nella preghiera che Elia esercitava, quanto forse di più stava sottolineando la debolezza di Elia, perché stava dicendo: Elia, come tutti noi, è sottoposto alle nostre passioni, è sottoposto alle nostre debolezze. È curioso che proprio appena Elia termina questa sfida tra gli dei là sul Monte Carmelo, la regina di Israele, che non era molto amica di Elia, diciamo così, appena viene a sapere quello che Elia ha fatto, gli manda un messaggio, gli dice: Elia, stai sicuro che io ti ucciderò, puoi stare certo di questo. E in quel momento la Bibbia ci dice così, il primo libro dei Re, capitolo 19, versetto 3, Elia, vedendo questo, o in altre traduzioni, Elia, preso da grande paura, si alzò e se ne andò per salvarsi la vita. Giunse a Beersheba, che appartiene a Giuda, e vi lasciò il suo servo. Appena Elia ha saputo, Elia aveva appena sconfitto questi 450 profeti di Baali in un turbine di fuoco venuto dal cielo, in una cosa fantascientifica, in una cosa sovrannaturale, pazzesca. Aveva appena fatto un miracolo incredibile, ma appena fatto quel miracolo lì, questa regina gli dice: io ti ucciderò. Elia prende paura e scappa, perché aveva paura di essere ucciso. Versetto 4: egli si inoltrò nel deserto, una giornata di cammino, andò a mettersi seduto sotto una ginestra, espresse il desiderio di morire, dicendo: basta, prendi la mia anima, Signore, perché io non valgo più dei miei padri. Quel giorno lì Elia perse qualcosa, quel giorno lì Elia perse la fede, perché pensate, fino a un minuto prima lui non aveva paura di affrontare 450 profeti da solo, ma un minuto dopo la regina gli dice: io ti ucciderò, e lui poteva avere la fede che aveva avuto prima e dirgli: dai, vieni, faccio piovere fuoco anche su di te. Ma invece no, Elia ha un momento di caduta di spirito e perde questa fede forte che lui prima aveva, a tal punto che Elia a un certo punto si accorge che ha perso questa fede. Ho parlato la settimana scorsa sulla difficoltà di credere, no? Non voglio ripetere, ma a un certo punto Elia si accorge di aver perso questa fede e per questo dice queste parole: Dio, prendi la mia anima perché io non valgo più dei miei padri. Ovvero, come i miei padri, come i miei antenati si sono allontanati da te, come i miei antenati avevano perso la fede in te, come i miei padri hanno apostatato, anch'io oggi non sono diverso, anch'io non valgo niente, anch'io ho perso la fede. Elia si rende conto che ha perso la fede, ma quando Elia si rende conto che ha perso la fede, noi ci rendiamo conto che Elia ha perso un'altra cosa anche attraverso queste parole. Elia aveva perso l'allegria, Elia aveva perso la gioia, a tal punto di dire: Dio, prendi la mia vita, non voglio più vivere, uccidimi. Elia aveva perso l'allegria. E come Elia all'interno della Bibbia noi troviamo tanti uomini che hanno perso l'allegria. Quando Davide ha peccato con Betseba, noi vediamo che perde questa allegria, o successivamente quando muore il suo figlio Absalom perde l'allegria. Vediamo Pietro quando torna a pescare dopo che Gesù è stato crocifisso, vediamo che Pietro perde l'allegria. Vediamo Israele
quando subisce il giudizio di Dio. Il profeta Isaia, in Isaia 24, dice: il popolo clama, grida per il vino per le strade, ovvero il vino rappresenta l'allegria e il popolo clamava per l'allegria. Perché? Perché la gioia, dice Isaia, è tramontata sul popolo. Vediamo tante persone che perdono l'allegria che dovrebbero avere in Dio. E la mia domanda oggi per la Chiesa è: noi siamo una Chiesa allegra? Noi siamo una Chiesa gioiosa? Siamo una Chiesa allegra? E non sto parlando di quell'allegria di cui si possono vantare i sanguigni che sono in mezzo a noi questa sera, no? Che sono sempre allegri, sembrano sempre spensierati. Sto parlando dell'allegria di essere cristiani, dell'allegria che c'è nel Signore. In questi ultimi giorni io ho cambiato più o meno, l'Andrea lo sa, 4 temi, 4 argomenti di predica per questa sera. Ma questa parola è nata ieri sera, sapete? Che eravamo tutti in sala e in casa mia, e a un certo punto Benjamin e Elia hanno acceso la TV, hanno messo dei video su YouTube di lodi, no? Di lodi allegre, quelle lodi che ballano anche qua in chiesa, e hanno cominciato a ballare e hanno cominciato a saltare, e per un'ora in casa c'era Lia che saltava. Lia non ballava, Lia saltava e basta, no? Abbiamo commentato. E hanno cominciato a ballare per un'ora, hanno ballato, hanno saltato, ascoltando queste lodi in casa, e finché loro ballavano, finché loro saltavano, Dio ha cominciato a mettere questa gioia nel mio cuore, l'allegria che c'è nell'essere cristiani. E noi siamo allegri, Chiesa, siamo allegri veramente di essere cristiani. Noi dobbiamo essere allegri, sapete? La Bibbia ci chiede di essere allegri, Gesù, Dio ci chiede di essere allegri. Tu sei allegro veramente? Vorrei che a partire da questo momento le facce tristi scomparissero e che tutti quanti sorridessimo fino alla fine del culto, fino a dopo la fine del culto, che questo sorriso ci accompagni tutta la settimana. Noi siamo veramente allegri di essere cristiani? Noi ci rendiamo veramente conto che abbiamo un Dio che è pronto ad aiutarci in ogni difficoltà? In Esodo, al capitolo 15, il popolo di Israele esce dall'Egitto passando per il Mar Rosso. Sapete cos'è stata la prima cosa che il popolo di Israele ha fatto uscendo dall'Egitto? Hanno fatto un canto a Dio, hanno cominciato a cantare, e Miriam, la sorella di Mosè, ha preso degli strumenti e lei insieme a altre persone hanno cominciato a ballare in mezzo al deserto. Erano gioiosi, erano allegri, perché avevano un Dio che poteva soccorrerli in ogni difficoltà. Tu sei gioioso di avere questo stesso Dio? Perché io credo, sono sicuro che anche tu hai già vissuto questa provvisione da parte di Dio, questa provvidenza da parte di Dio. Hai già vissuto miracoli, hai già vissuto guarigioni, e forse quando hai vissuto tutto questo la tua gioia si è fermata nel dire gloria a Dio. O forse hai semplicemente ringraziato Dio per quello che ha fatto, forse non l'hai neanche ringraziato, ma la parola ci chiede di essere allegri quando viviamo questo. Ci chiede di danzare, ci chiede di cantare alla presenza di Dio, ci chiede di gioire alla presenza di Dio. Fratelli, c'è gioia nell'essere cristiani, c'è allegria nell'essere cristiani. Noi dobbiamo essere cristiani allegri. Perché se non siamo allegri non abbiamo capito quanto grande è il nostro Dio. Noi dobbiamo essere felici perché sappiamo, abbiamo la certezza che Dio è il Dio che può venire incontro ad ogni nostra difficoltà. Dobbiamo essere felici di servire Dio, dobbiamo essere felici di fare l'opera di Dio. C'è un passo in Atti al capitolo 23, l'apostolo Paolo sta facendo l'opera di Dio, ma viene preso, imprigionato dai giudei e si ritrova quasi morto in quell'occasione. A un certo punto, quando riesce a salvarsi attraverso una parola di saggezza che ha dato, lo Spirito Santo va da Paolo e gli dice: Paolo, fatti forza,
perché quello che tu hai testimoniato oggi a Gerusalemme, io ti mando a testimoniarlo a Roma. E in quel momento, no, Paolo poteva pensare, ma dai, cioè sono quasi appena stato ucciso a Gerusalemme e tu mi mandi a Roma, dove c'è il culmine della persecuzione, dove sicuramente morirò, tu mi vuoi mandare là a testimoniare. Ma Paolo è obbediente, non fa questo discorso, è obbediente, con gioia va a Roma a testimoniare. Sapete cosa succede a Roma? Paolo a Roma viene imprigionato, ma da quella prigione Paolo scrive una lettera, la lettera ai Filippesi, che oggi è conosciuta come la lettera dell'allegria. E in questa lettera ci sono 104 versetti. 16 di questi 104 versetti, un sesto della lettera, sono versetti che ci parlano di allegria. Paolo che ci ripete più volte: rallegratevi nel Signore, ripeto, rallegratevi. Paolo ci parla di allegria in mezzo a quella prigione, in quella prigione che lo avrebbe portato alla morte. Paolo è gioioso perché in questa lettera ce lo dice al capitolo 1, perché per me morire è lucro, morire è guadagno, perché va bene se io muoio, mi ricongiungo con Dio, ma vivere, fare l'opera di Dio, fare la volontà di Dio, vivere è Cristo. E io sono allegro di fare l'opera di Dio. Più avanti al capitolo 4 dirà così: fratelli miei carissimi, allegrezza e corona mia, voi siete la mia allegria, voi siete la mia allegrezza, voi che io ho portato al Signore, voi che siete l'opera che Dio mi ha dato da fare su questa terra, voi siete la mia allegria, perché c'è gioia nel fare l'opera del Signore, c'è allegria nel fare la volontà di Dio, c'è allegria nell'essere cristiani, c'è allegria, ci deve essere allegria, ma noi siamo cristiani che vivono con questa allegria. Siamo cristiani disposti a ballare, a saltare alla presenza dello Spirito Santo, a gioire anche in mezzo alle difficoltà, come l'Apostolo Paolo. Siamo cristiani allegri. Ho parlato la settimana scorsa di quella vedova che ha dato la sua offerta, vi ricordate? Ha dato un'offerta minuscola, forse mi immagino un centesimo. Ma Gesù, quando guardava le persone che mettevano le offerte, dice: questa vedova è colei che ha dato più di tutti quelli che hanno versato l'offerta oggi. Perché Gesù non stava guardando quanto le persone mettevano nella cassa delle offerte, Gesù stava guardando come le persone mettevano nella cassa delle offerte. E quella vedova, io mi immagino, abbia dato la sua offerta con allegria. Tutto ciò che facciamo, tutto ciò che diamo, dobbiamo farlo con allegria. C'è allegria nel fare l'opera del Signore. Il vivere è Cristo, fare la volontà di Dio è Cristo, fare la volontà di Dio è gioia, fare l'opera del Signore, salvare vite è gioia, deve essere gioia per noi cristiani. Noi non possiamo essere, fratelli, quei cristiani che vengono in chiesa il sabato perché il sabato è il giorno di andare al culto. No, non può essere così. Noi dobbiamo venire in chiesa con l'aspettativa che il culto sarà un momento in cui io mi rallegrerò, mi entusiasmerò, perché c'è gioia di stare nella casa del Signore, c'è gioia di stare alla presenza di Dio. C'è un salmo proprio che dice questo, che c'è gioia alla presenza di Dio, c'è gioia. E noi dobbiamo vivere questa gioia, rallegrarci nel Signore, essere cristiani allegri, non cristiani tristi. Potete fare un sorriso, fate un bel sorriso. Voglio vedere i cristiani allegri in questa sala, non i cristiani tristi. C'è gioia nell'essere cristiani, c'è gioia nel sapere che c'è un Dio su di noi, che c'è un Dio in noi. Neemia capitolo 8 versetto 10: la gioia del Signore è la mia forza. La gioia che viene da Dio, l'allegria che viene da Dio è una gioia, un'allegria che non dipende dalle circostanze intorno a noi, non dipende dai momenti difficili, dai momenti allegri. Non è che ho vinto alla lotteria, sono felice, ho perso, sono triste. No, la gioia che c'è dal Signore è una gioia che non dipende dalle circostanze intorno a noi,
il profeta Abacuc finisce il suo libro dicendo succederanno tantissime cose brutte, i campi non daranno più frutto, gli allevamenti non creeranno più, ma io mi rallegrerò nel Signore, esulterò nel Dio della mia salvezza. C'è gioia nell'essere cristiani e soprattutto c'è gioia nella salvezza. E noi dovremmo essere allegri ogni secondo della nostra vita, sapendo della salvezza che ci aspetta. Quando Davide stava passando quel momento in cui ha perso l'allegria, ha scritto un salmo meraviglioso, molto conosciuto, il Salmo 51. In questo salmo Davide scrive così: Signore, dammi un cuore puro. Signore, non allontanare da me il tuo Santo Spirito, non ritirare da me la tua presenza. Ma poi continua il versetto 12 dicendo: Signore, restituiscimi la gioia della tua salvezza. C'è gioia nella salvezza e noi dovremmo essere le persone più felici del mondo, noi cristiani, perché quello che stiamo vivendo qua non è che una camminata su questa terra di 50, di 70, di 80, di 100 anni, per i più fortunati qualcuno in più, ma dopo di questo c'è un'eternità che Gesù ci ha già regalato su quella croce. Quando Gesù un giorno ha mandato 70 discepoli per il mondo a fare meraviglie, ha dato lo Spirito Santo a questi discepoli e gli ha detto: andate a scacciare demoni, andate a guarire ammalati, andate a fare queste prodezze. E i 70 discepoli vanno e fanno queste cose meravigliose e dopo tornano e uno dice: ah Gesù, io ho scacciato un demone nel tuo nome. Ah Gesù, io ho fatto una guarigione nel tuo nome. Ah Gesù, io ho fatto questo. Gesù sapete cosa gli risponde? Gli dice: ragazzi, molto bene, ma non rallegratevi per quello che avete fatto oggi, rallegratevi piuttosto perché il vostro nome è scritto lassù nei cieli. La salvezza deve essere la nostra prima fonte di gioia e per questo motivo, fratelli, sorelle della B-Church, noi dovremmo essere allegri ogni secondo della nostra vita. Noi dovremmo esplodere di gioia ancora di più quando veniamo in chiesa, ma anche al di fuori della chiesa. Ogni attimo della nostra vita noi dovremmo essere allegri perché abbiamo un Dio che è su di noi, che ci preserva da ogni male, che può aiutarci in ogni difficoltà. Abbiamo un'opera che è una gioia da poter portare avanti, che è l'opera che Gesù ha cominciato 2000 anni fa e che oggi ha messo nelle nostre mani, perché c'è la salvezza ad attenderci lassù nel regno dei cieli. Voglio chiederti se puoi alzarti in piedi. La storia di Elia, per ritornare dove eravamo partiti, giusto per non concluderla con la tristezza, non è diversa, sapete? Anche Elia si è trovato sì in questo momento di sconforto, ha perso la fede, ha perso l'allegria del servire Dio, ma Dio nei momenti successivi a questo sconforto ha fatto capire a Elia che lui non l'aveva lasciato, che lui era lì con Elia, ha portato angeli a servire Elia, si è rivelato ad Elia in mezzo a una grotta e gli ha detto: io non ti ho lasciato solo, io sono qua con te. Se oggi qua in mezzo a noi c'è qualcuno che si sente lontano da Dio, che forse non ha questa allegria di cui abbiamo parlato perché si sente lontano da Dio, la vita di Elia può essere la tua. Dio non ti ha lasciato solo. Sappi che Dio non ti ha lasciato solo. Sappi che Dio è con te, è pronto a aiutarti in ogni difficoltà, così come ha aiutato Elia, così come ha aiutato Israele nell'uscita dall'Egitto, così come ha aiutato molte persone in mezzo a noi.
ma Lui è pronto ad aiutarti perché Lui vuole che tu possa avere fede in Lui, una fede che ti porti a vivere una vita cristiana di gioia, una vita cristiana di allegria, una vita in cui poterti rallegrare nel Signore, anche in mezzo alle difficoltà, anche in mezzo alle circostanze avverse, in ogni momento. Rallegrati nel Signore, rallegrati perché Lui è con te. Rallegrati perché c'è una salvezza che ti sta aspettando. Quanti sono gioiosi oggi nel Signore? No, se volete ricomincio la predica dall'inizio. Quanti sono gioiosi oggi nel Signore? Quanti sono allegri di essere cristiani? Sei allegro di essere cristiano? Sei allegro che Dio è sulla tua vita? Sei felice che Dio protegge la tua famiglia? Sei felice che ti aspetta un'eternità insieme a Lui? Allora in questo momento rallegriamoci insieme nel Signore, come il popolo di Israele che è uscito dall'Egitto danzando, ballando, saltando. Oggi vogliamo far vedere a Dio una chiesa che esce dal suo posto e che comincia a ballare alla sua presenza. Una chiesa che è gioiosa, una chiesa che è felice, che allegra veramente, che Dio è sopra di noi. Amen. Cantiamo e balliamo insieme al Signore. Amen. Preparate, io avanti andrò perché mi fido di te. Se mi so il cammino devo piangere, non ricorderò. Facciamo dall'inizio, andiamo di scuola. Non bambi, io si in mezzo al cammino non ricorrerò. E allora mi perseguirò, adoro dire, allora perché mi fido di te. E si esalta la gente, non ritornerò con me. E allora mi perseguirò, adoro dire, allora parlerò, e allora salterò, mi perseguirò, adoro dire. In mezzo alle mie difficoltà, tu sei con me. In mezzo alle mie difficoltà, tu sei con me. In mezzo alle mie difficoltà, tu sei con me. In mezzo alle mie difficoltà, allora
passarei in sua presenza. 1, 2, 3, por isso eu pulo na presença de Lei. E eu danço, por isso eu danço na presença do Rei. Por isso eu pulo na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro na presença do Rei. Então eu direi, abre-se o mar. E eu passarei, pulando e dançando em sua presença. Jesus, então eu direi, abre-se o mar. E eu passarei, pulando e dançando. Adesso vi ensino a pessoa assim, ó. Pode me chamar de maluco, pode me chamar de pirado, pode me chamar de desequilibrado, mas eu estou apaixonado. Pode me chamar de maluco, pode me chamar de pirado, pode me chamar de desequilibrado, mas eu estou apaixonado. Podem me chamar de pirado, podem me chamar de desequilibrado, mas eu estou apaixonado. Podem me chamar de maluco, podem me chamar de pirado, podem me chamar de desequilibrado, mas eu estou navio com letra. Por isso eu grito, eu corro, por isso eu corro na presença do Rei. Por isso eu pulo na presença do Rei. Por isso eu corro na presença do Rei. Eu grito, por isso eu grito. Por isso eu corro na presença do Rei. Eu me alegrarei. Eu me alegrarei. Eu me alegrarei. Amen. Siamo una chiesa gioiosa nel Signore.
C'è un versetto nella parola di Dio che ci deve dare ancora un'altra gioia, e con questo voglio terminare. Lettera agli Ebrei, capitolo 12, versetto 2, dice così: fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta, per la gioia che gli era posta davanti, per la gioia che gli era posta davanti, egli sopportò la croce. Questo versetto ci sta dicendo una rivelazione, un segreto meraviglioso, che noi, che io e te siamo la gioia di Gesù. Noi siamo la gioia che gli era posta davanti. La nostra salvezza è la gioia che gli era posta davanti, e per questa gioia lui ha sopportato anche la croce. E oggi abbiamo celebrato la Santa Cena per ricordarlo. Noi siamo la gioia di Cristo, che lui possa essere la nostra gioia ogni istante della nostra vita. Amen. Amen. Facciamo un applauso al Signore. Potete accendere le luci per piacere? Dobbiamo festeggiare i compleanni di questa settimana. Dopo mi è stato dato anche un altro avviso per le mamme, papà delle bambine, bambini che vorrebbero iniziare a danzare qua in chiesa. Se dopo potete cercare la Rosy, che è lì. Rosy, fai così così, vabbè, nessuno ti vedrà lì dietro. Comunque dopo cercate la Rosy, che è andata a parlare con lei. Ci sono compleanni di questa settimana da festeggiare? Nessuno ha compiuto gli anni? Compleanni? Nessuno? Rodrigo? No? Rodrigo? No, basta. Amen. Allora possiamo fare così con le nostre mani per ricevere una benedizione da parte di Dio, una benedizione che possa accompagnare noi, la nostra famiglia, in tutta questa settimana, chiedendo al nostro Signore Gesù la nostra gioia, la nostra allegria, che Lui possa portare questa gioia, questa allegria all'interno delle nostre case in ogni giorno di questa nostra settimana, chiedendo che la Sua pace possa riempire le nostre famiglie, chiedendo che la salute che viene da Lui possa provvedere in ogni momento di questa settimana, e chiedendo che l'amore di Dio Padre, che la grazia di suo Figlio Gesù Cristo e che la comunione con lo Spirito Santo di Dio sia con tutta la Chiesa, e tutta la Chiesa con gioia come uno in Cristo può dire Amen.